ricorda che 2 anni fa, vedete scritto in questa immagine, il 4 maggio 2007 abbiamo cercato di cominciare un po' in sordina, un po' preoccupati, ma insomma dopo 2 anni e mezzo diciamo che siamo contenti di quello che abbiamo messo in piedi tutti assieme. Fare un punto della situazione a cui siamo arrivati. Non vuole essere certamente un momento di incensamento di qualcosa che per noi comunque è stato valido ed è valido, vuole essere una tappa, un momento di confronto con la popolazione, con l'amministrazione comunale, con le autorità dell'ASL presenti qua, abbiamo il dottor Faronato, direttore sanitario dell'ULS, poi dell'ULS 9, abbiamo la dottoressa Annalisa Visentin che è la direttrice del nostro distretto sociosanitario, il dottor Nello Spinella, coordinatore dei direttori di distretto, quindi abbiamo un po' diciamo il gota almeno per quel che riguarda la medicina del territorio dell'ASL 9. Ecco, allora io senza annoiarmi più di tanto passerei la parola alla De Marchi, Simonetta, che a nome dell'amministrazione porta il saluto, poi speriamo che arrivino anche gli altri. Allora, a nome del sindaco Giorgio Granello e di tutta l'amministrazione vi do il benvenuto. Purtroppo questa sera c'è giunta e quindi siamo impegnati di là, speriamo di finire presto in modo di venire a dare a tutti a voi il saluto. Comunque intanto lo porto io. Soprattutto l'assessore Giorgio Conte mi chiede di leggervi 2 parole di quanto ha preparato non potendo essere presente. L'evento di questa sera costituisce per me motivo di profonda soddisfazione. Porgo pertanto i miei saluti e ringraziamenti a tutti i partecipanti, ai promotori dell'incontro, i medici dell'UTAP, ai medici dell'US 9 e a tutti i relatori. L'obiettivo di questo incontro, progetto di prevenzione cardiovascolare primaria, ha un unico grande fine: accendere i riflettori su questo delicato problema, fornire suggerimenti per migliorare la salute dei cittadini di Ponzano. La promozione dell'attività fisica rappresenta uno dei punti del programma dell'amministrazione comunale di Ponzano e in particolare dell'assessore alla sanità. Al fine di perseguire il miglioramento della salute dei cittadini, come dimostrano anche varie conoscenze scientifiche e terapeutici, si propone l'attività fisica e la pratica sportiva. Come assessore di reparto ritengo sia nostro dovere diffondere il concetto che la salute si debba raggiungere non solo attraverso i farmaci, gli interventi chirurgici, ma anche con la promozione di stili di vita corretti fin dalla giovane età. Proprio per questo abbiamo ritenuto importante essere coinvolti in queste iniziative e aiutare i medici di base. Rivolgo pertanto a tutti voi un vivo apprezzamento e calorosi auguri di buon lavoro, nella speranza che questa sia la prima di una serie di importanti occasioni. Giorgio Conte, grazie.